Buonasera. Non lo so quante visualizzazioni potrebbe avere lui se aprisse un canale su YouTube, secondo me tante, perché anche lui è molto amato, e si chiama Enrico Guarneri Litterio. Eccolo che arriva. Buonasera, signor Litterio. Buonasera. Qua. Buonasera. Buonasera. Come sta? Buonasera, signor Litterio. Buonasera. Stia buono, stia buono. Scusi, ecco, si giri perché il pubblico è da questa parte. Poi si siederà lì. Che c'è? Non mi afferri per la giacca. Scusami, chi Le Village Girls. Village Girls. sono buone. Ma scusi, perché se non fossero state come lei dice buone, non si sarebbe seduto accanto a loro? Perché mi ha messo vicino a loro. Guardi, si giri lentamente. No. C'è una sedia Tra vuota. le prime due c'è una sedia vuota. Allora lei mi vuole male a me. Ma perché? Perché scusi, Rosa, io ora mi agito. Sì? Mi agito un poco. Lei entra in fibrillazione? Come si chiama? Chi? Fibrillazione si chiama italiano. La fibrillazione. Quando il cuore palpita. Batte. Batte. Sì. E non solo il cuore. Che cosa? No. C'è la mente. Stia attento a quello che dice. Belle ragazze. Sono veramente. belle ragazze, poi sono anche brave, sono delle artiste. Sì. Ha visto come si sono esibite in maniera coinvolgente? Che c'è? I Los Locos li conosco già. Sì, Los Locos. Sì. Si conosco. C'è quel ragazzo che... Guglielmo Scilla, una web star, attore di cinema, disc jockey, radio DJ. Quando Desiree Ferlito si mette vicino a lei, Sì. più lunga di lei, non ce la facesse mettere vicino. Guardi, La tenga un poco più distante. non è difficile essere più alti di me, poi lei, devo dire, contribuisce a tutto questo con 12 di tacco, quindi vabbè. Vabbè. Come sta? Sono un poco preoccupato. Perché? Perché sono stato all'ospedale a trovare mio cugino Alfio. Quindi suo cugino Alfio è È all'ospedale? all'ospedale che ha avuto un incidente sul lavoro. Questo mi dispiace perché di fronte alla salute noi dobbiamo subito metterci a disposizione degli altri. E che cosa mi è ha preso successo? anche lo spavento perché c'era uno vicino nel lettino, vicino il suo. Sì? C'era uno tutta la famiglia che piangeva. Disperate. Perciò mi preoccupai e dico, ma che, prima di entrare nella stanza, dico che sarà morto qualcuno. Sì. Invece era successo che come tre si viste che nel letto non c'era nudo. Nessuno? Sì, mi sembrava che non c'era nessuno, e invece dice che lo hanno operato di appendicite, questo. E siccome io in sala ormai queste appendiciti fanno a una velocità... È un'operazione di routine, è routine. Esatto, e tagliano, spaccano, tagliano, buttano. Sì. Spaccano, tagliano, buttano. Si confonderono, ogni io si buttarono nel letto l'appendicite. Non può essere. Non si è trovato più. Nella routine, anziché buttare come era giusto fare l'appendice. E i parenti che c'erano l'appendicite tanta, mi hanno letto, Ho capito, vabbè. Mio cugino Alfio invece, poveretto, si spaccava la testa, si Che è consumava. successo a lui, sì? Sì, perché non c'è stato questo vento, non so, qua a Catania c'è stato vento. A Catania ci sono stati danni terribili, la grandine, il vento. Ma o paesi a portarsi tutte cose, a rompere alberi, rami, tegole. Tutto. Perciò si è aperto un poco di lavoro poi, perché giustamente queste tette si dovevano riprendere. Sì. La signora si para di travaglio e ride, come per dire... La signora ride soltanto fare credere travaglio. Perché la signora ride così? Ancora un poco di lavoro c'è, signora. Ancora c'è un poco di lavoro. È venuta la ridarella alla giustamente signora. Dice, ci vuole fare credere che c'è lavoro. Vabbè. È successo che praticamente, magari io ho fatto qualche giornata di lavoro, e mio cugino Alfio non hanno chiamato perché bisognava sistemare i tegoli che avevano volato, insomma, di un tetto. Quando c'è vento ci sono dei danni incredibili. Quindi bisognava smontare e poi rimontare. Allora Alfio, siccome era solo, io non ci potevo dire perché anch'io stavo lavorando, stavo facendo il lavoro, io giustamente che fece? Perché la testa ci cammina io. Poi ci manca qualche cosa, ma io la partenza è bella là, lo sapete? Quindi lui, diciamo, parte bene ma arriva male. Potrebbe anche avere grandi pensate, invece poi si perde. Bisognava scippare tutte queste tegole, era un tetto di 6 metri per 6 metri, io che fece? Nel ballatoio di sotto ci messi un legno messo così, a sto legno ci attaccava una carrucola, la carrucola ci mise la corda, la corda ci attaccavo, usate i bancali, quelli che i pallet. I pallet. I pallet? E tutti tagliare una banda. No! Ma lei si deve spiegare, scusi, se lei si spiega noi capiamo.
Si chiamano i pallet, i bancali, quelli di legno che ci mettono le mattonelle. Io fisci praticamente dai 4 angoli, si attaccava sto pallet, bancale. Sì, bancale. Come minchia vogliamo chiamarlo? Ci siamo capiti, l'importante è che ci siamo capiti. L'hanno legato? Sì. Attaccavo dai 4 vertici al centro, tutte e 4 andavano al centro, ci attaccavo una corda, passavo una carrucola, tiravo, acchianavo la cascia, sto bancale, acchianavo auto, la corda, pigliavo un picchetto, l'ho appiantato nel terreno a gancio e la corda attaccavo un dobaggio. E invece la cascia restava un'alaria. E dopo acchianavo un dotetto piano piano, pigliavo tutti i tegoli, e mise tutte in questa cascia. Bella, china. Buona l'idea. Come no? L'idea è ottima. È ottima. Poi scinnivo per scinnere i tegoli. Con una mano teneva la corda. È chiaro. La corda poi, per essere sicuro, se la passava a mezzi anni. Giusto per assicurarla un po'. Sì, per assicurarla. E la struggivo dal gancio. Sì. Non si fece un calcolo che i tegoli pesavano 5 oti uso fisso. Come sciugliva la corda, come un missile Sputnik partivo verso sopra, a botta la corda, in mano ci pigliare a fuoco. Sì. Signor Litterio, lo dica, se vuole lo dica, faccia quello che vuole. E da corda passata in mezzo alle gambe. Sì. Iddo parte come un missile. Sì. A cascia scende come se portano un contrario a metà strada. Se tappava la cascia andava a testa, tutti i decoli rotti a testa, magari finiva all'ospedale. Certo, ha capito? È chiaro. E quindi poi io a trovare queste che c'erano un po' morti. Va bene, d'accordo. Fanno l'appendicite, insomma. Va bene, d'accordo. Facciamo che intanto un applauso e poi dopo ci faremo raccontare altre situazioni. Il signor Litterio Scalisi, venga.